Ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dello Spiazzacci Mercato, Batman Napoletano. Come state oggi? Spero tutto bene. Allora, oggi in questo video andiamo a parlare del sorteggio di Champions League che è uscito oggi. Ehm, Parentesi, l'ordine che vi dirò io è quello là preso dal sito ufficiale della Champions e non è già l'ordine della prima partita, seconda partita, terza partita di campionato. Quello là uscirà un po' più là, penso, inizi di settembre. Ma vabbè, allora vi dirò solo quelle italiane. Poi se volete anche il sorteggio delle squadre estere, basta che cliccate like, iscrivetevi al canale e commentate più di voi dicendo sì, lo vogliamo. Ma vabbè, allora partiamo dall'Inter. Allora, l'Inter abbecca Liverpool in casa, Real Madrid in trasferta, Club Brugge in casa, Dortmund in trasferta, Shakhtar in casa, Feyenoord in trasferta, Stoccarda in casa e Bratislava in trasferta. Ricordo che bisogna fare 16, circa 16 a 7 punti per andare tra le prime 8, quindi hanno bene anche 4 vittorie e 4 pareggi, oppure 5 vittorie e un pareggio per andare tra le prime 8, oppure per andare tra la nona e la 24esima bisogna fare all'incirca 9-10 punti, perché l'anno scorso l'ultima che andò alla fase playoff fece 9 punti, quindi tra i 9 e i 10 punti bisogna fare. Poi per la Roma becca Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona che l'anno scorso l'abbiamo acchiappato noi, Manchester United ritorno in Champions League, Lille, Fenerbahce, Bratislava come l'Inter e HK Atene. Poi abbiamo il Napoli che prende Arsenal, Manchester City, Club Brugge, Porto, Bodo Glimt, Villarreal, Viking e Saba. La cosa buona è che l'Arsenal la acchiappiamo in casa, buono, in casa possiamo fare bene. Il Bodo Glimt anche lo acchiappiamo in casa. La cosa più brutta è che acchiappiamo il Sabà in trasferta. Ecco qui la cosa più brutta. Poi penso domani arriverà anche i pronostici delle varie partite di queste squadre italiane contro le squadre in Champions. Passiamo all'ultima italiana in Champions, cioè il Como che prende PSG, Barcellona e Manchester United come le tre big. Di seguito Paris in casa, Barcellona in trasferta e Manchester United in casa, che per me contro il Paris Saint-Germain, minimo contro il Paris Saint-Germain perde il Como, però contro il Barcellona può pareggiarla anche, non dico vincerla, però ci sarebbe, invece contro il Manchester United la vedo difficile. Allora, poi in trasferta Betis, poi in casa del Como contro il Leipzig, spero che si pronunci così, Feyenoord, che adesso non mi ricordo chi l'ha chiappata, tra l'italiana, ma vabbè, in trasferta, e l'Atene, la che Atene in casa, e come ultima il Lens in trasferta. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao a tutti.